Siamo con Emanuele Soggia che con una parata negli ultimi secondi ha salvato la qualificazione dell'Atletico Cudi. Emanuele, raccontaci quell'intervento decisivo. Diciamo che era una palla un po' sporca arrivata lì in mezzo, ho cercato comunque di arrivarci, sono riuscito a prenderla ed è poi riuscito anche il mio compagno Cristian Luiu a liberare comunque la palla da un gol quasi fatto. Come hai visto la squadra dalla porta? No, abbiamo giocato molto bene, abbiamo sofferto naturalmente gli ultimi minuti essendo in 10, però comunque abbiamo difeso il risultato cercando di non prendere gol e ci siamo riusciti. Dove può arrivare questo Atletico Cudi dopo la stagione scorsa, insomma, sicuramente da protagonista? Speriamo più avanti possibile, più in alto possibile. Poi naturalmente noi pensiamo partita dopo partita a lavorare in allenamento col mister e poi vedremo quello che sarà. Certo, dei migliori portieri del campionato? Migliori portieri di questo campionato a cui ti ispiri? Naturalmente ci sono grandissimi portieri come Secchi anche oggi ha dimostrato, come nella partita di andata, ma Torreppina, De Lipperi non sono sicuramente da meno, sono portieri che hanno comunque sempre giocato tra i professionisti livelli, certo. E sono un esempio naturalmente. Possiamo sapere chi è che ti sta chiedendo notizie? No, nessuno. Okay. Adesso pensiamo alla prossima partita, al debutto certo. In campionato, come vi state preparando? Ci stiamo preparando bene col mister, cercando di affrontare col maggior impegno, la maggior concentrazione tutti gli allenamenti e poi andremo a Guspini a fare la nostra partita. Certo. Ultima cosa, Emanuele, cosa significa per un giovane portiere, insomma, giocare un campionato difficile come quello di eccellenza? La pressione è tanta, no? Certo, non è facile, però bisogna dare il 100% ogni partita senza pensare alle pressioni, cercando comunque l'aiuto dei compagni che è sempre pronto in ogni momento. Certo. Invece Emanuele, ti ringraziamo, complimenti per la prestazione di oggi e un grande in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.